Eccoci qua, cari telespettatori, come ogni venerdì approfondimento dedicato al mondo dei pensionati, degli anziani, ma non soltanto, perché parliamo anche spesso con lo SPCGL del sociale, di tanti interventi che il sindacato attua mediando con le istituzioni del territorio, cercando di ottenere delle situazioni più favorevoli possibili alle persone che ne hanno bisogno. Per approfondire questi temi, collegati con noi ancora da remoto, ahimè sì, speriamo che presto possano tornare in carne ed ossa, ma intanto ben ritornato Renato Bressan, segretario regionale dello SPCGL del Veneto, eccolo lì dalle sue montagne, dalla zona del Bellunese, dove è relegato ma è sempre presente mediaticamente, e ben arrivata, ben ritornata qui con le valli. Esatto, le valli. E Chiara Bonato, segretaria SPCGL Vicenza, da dove in particolar modo? Da Vicenza. Da Vicenza, Vicenza City, perfetto. Centro, da un deserto, centro di Vicenza. Ah, proprio deserto ancora, questo deserto, sì. È un dato di fatto, quindi anche le valli bellunesi sono desertiche, Renato Bressan. Certo. Ormai è sconfortato, cioè perché avevamo le prime puntate da remoto in cui Renato ancora aveva un certo, adesso proprio ha raggiunto lo sconforto totale ed esprime quello che anche molti telespettatori ci hanno lamentato, un po' di depressione andante. Sarà un po' il tema che magari cercheremo di approfondire, anche dedicato proprio agli anziani che si sentono reclusi e che prospettive ci sono. Detto questo, incominciamo un po' con Chiara Bonato. Case di riposo è un tema molto importante, perché purtroppo sono state coinvolte da questa pandemia in modo significativo. Qual è lo stato della situazione nell'area del Vicentino? Allora, intanto stanno nell'area del Vicentino, quindi nelle due ULSS, la 7 e la 8, stanno proseguendo il prelievo dei tamponi, perché insomma chiamarli tamponamenti come fanno è un termine orribile. Stanno continuando i prelievi su ospiti e sul personale sanitario. Noi non abbiamo dei dati aggiornati fornitici direttamente dalle due ULSS, ma ci rifacciamo a dati che sono usciti e anche, devo dire, ai dati che ci danno i nostri segretari di Lega, i nostri pensionati, che nel territorio fungono anche, se vogliamo, da sentinelle su quelle che sono le situazioni. Nel territorio vicentino, nelle case di riposo, la situazione è abbastanza a macchia di leopardo, cioè ci sono delle strutture, e quando parliamo di case di riposo parliamo di migliaia di anziani coinvolti in questo. Ci sono strutture che fortunatamente sono state esenti dal contagio, ci sono però strutture in cui il contagio ha pesato in maniera veramente pesante. Ci sono strutture che hanno più del 50% degli ospiti contagiati e dove ci sono stati anche dei decessi, con alcune situazioni particolarmente serie e particolarmente gravi. Vi è una certa difficoltà nell'avere notizie e nel monitorare la situazione. L'angoscia che abbiamo, che hanno tutti, è che quello a cui ci stiamo riferendo sono le persone più fragili dei fragili, perché chi è in casa di riposo è un soggetto particolarmente fragile, sia da un punto di vista fisico, nel senso che più del 60% degli ospiti di casa di riposo hanno gravi, seri problemi di salute e anche alcuni con grosse difficoltà comportamentali. E quindi il disagio, la difficoltà fisica, ma anche la difficoltà dell'essere lasciati soli, sì. Perché giustamente si sono chiusi gli accessi ai parenti, non sto discutendo di questo, no? All'interno delle case di riposo ancora dai primi di marzo, ma teniamo conto che questo comporta una solitudine pesante, drammatica, tragica, soprattutto quando si va senza aver salutato nessuno. E questa cosa è una cosa che dobbiamo tenere presente e che deve ferire tutti in maniera profonda. Si parla della fase 2, scopriremo anche come investirà gli anziani, non lo sappiamo ancora, ma dobbiamo tenere conto quella che sembra essere una prima ripartenza, che però partiamo con un bagaglio molto pesante.
molto difficile e molto pesante. Quello che si è creato è anche una difficile assistenza, perché poi assieme ai contagi dei pazienti ci sono anche i contagi degli operatori. Questo è l'altro aspetto, infatti. È l'altro aspetto, quindi oltre alla necessaria tutela anche di chi lavora nelle case di riposo, ma c'è anche il rischio di una più difficile assistenza, mettiamola così, delle persone fragili. Ecco, avete dei numeri significativi? Ci sono dei casi particolarmente difficili in certe strutture, oppure tutto sommato è una situazione abbastanza omogenea e non drammatica, sempre in proporzione a livello nazionale o di altri territori, a seconda di cosa avete fatto la comparazione, perché in assoluto anche una sola persona può essere considerata drammatica, ovviamente. Certo, questo è assolutamente indubbio. Ci sono state e ci sono casi di molto pesanti nel territorio, a partire dalla casa di riposo di Gambellara, la casa di riposo di Sarego, Villa Miaria Sant'Orso, piuttosto che la Madonnina Bassano, piuttosto che, insomma, a macchia di leopardo nel territorio ci sono situazioni che sono state e sono assolutamente pesanti, in alcune con, come posso dire, con più della metà dei pazienti dichiarati positivi e quindi con i conseguenti decessi anche. Assolutamente. Avete trovato delle spiegazioni dovute al fatto che magari in alcune parti si è propagato maggiormente, perché in alcune strutture, per esempio a livello regionale sto parlando, le problematiche erano legate al fatto che c'erano pazienti che si erano contaminati, non c'erano degli spazi dove allocarli, insomma ci sono state varie situazioni di difficile gestione, mancavano i presidi sanitari, insomma ci sono state varie, oppure alcuni hanno chiuso prima di altre l'entrata ai parenti, l'accesso ai parenti, altre un po' dopo, è bastato quel giorno dopo che ha provocato dei allora, il caso per esempio all'IPAB di Vicenza è che è stata ricoverata una paziente che poi si è scoperta positiva al Covid, ma le ragioni sono svariate e molteplici. All'inizio di questa tragedia forse si è sottovalutato, la metto così, quella che era la bomba a orologeria rappresentata dalle case di riposo, nel senso che ci si è concentrati sulle strutture sanitarie, si è trascurato l'aspetto delle case di riposo come se fossero qualcosa di diverso da una struttura sanitaria. Non lo sono, noi le chiamiamo case di riposo per rendere più facile la comprensione, ma dobbiamo essere onesti nel dire che la gran parte di chi è ricoverato in una casa di riposo è un malato. Se vogliamo fare un riferimento storico perché ci capiscano, è quello che una volta era la geriatria piuttosto che la lungodegenza. Allora, non aver considerato queste strutture come alla stregua di strutture sanitarie, anche nel rifornire i presidi di protezione individuali o gli screening a pazienti piuttosto che a operatori, purtroppo l'aver sottovalutato questo aspetto ha purtroppo generato quello che stiamo vedendo. Quindi qui ritorniamo al discorso, al tema più volte sollecitato da parte vostra di una necessaria più che mai ristrutturazione del sistema di gestione di queste case di riposo. Questo è assolutamente fondamentale e se vogliamo vedere, bisogna sforzarsi per vedere un aspetto positivo, ma se lo vogliamo vedere deve essere nel ripensare che cos'è, come viene gestita e che cos'è una casa di riposo, ed è il motivo per cui peraltro negli ultimi anni, con intensità nel corso del 2019 ma anche negli anni precedenti, noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto una legge di riforma delle IPAB, perché noi crediamo che intanto una struttura pubblica sia vincente, una gestione pubblica sia assolutamente vincente, e quindi fermare quelle tentazioni di privatizzazione che si sono viste nel corso di questi ultimi anni e che alcune regioni hanno anche pagato in maniera pesante, una spinta all'estremo privatizzazione, ma credo che ci sia la necessità di una governance unitaria sia clinica che sanitaria delle IPAB private e pubbliche, che deve essere in capo anche alle ULSS. E quindi ripensare profondamente anche al modello di case di riposo, perché non ci si può dire che la Regione non c'entra con la gestione delle case di riposo, che
la ULSS non c'entra con la gestione delle case di riposo, sono strutture che sono fortemente anche, hanno una connotazione fortemente sanitaria. Ecco, ma la regione sarebbe, perché a volte sono nate appunto tante strutture private che hanno poi il supporto della regione, proprio perché il pubblico non riusciva a farne a sufficienza di pubbliche. E quindi però di bisogno sul territorio ce n'è sempre di più, perché più case di riposo ci sono, più cioè, l'occupazione avviene, non è che queste restano vuote, anzi c'è richiesta. L'occupazione avviene nonostante i costi esorbitanti che una famiglia sostiene per ricoverare un familiare in casa di riposo, teniamo conto anche di questo. Ma noi chiedevamo una legge di riforma delle IPAB anche perché le IPAB potessero reggersi. Cioè, la legge di riforma delle IPAB richiedeva che le IPAB fossero concorrenziali come una struttura privata e quindi che sia fortemente garantita la presenza della struttura pubblica. Dopodiché un accenno solo, giustamente le case di riposo sono tante, non sono a sufficienza, esatto, sì. Ma io credo che in questa situazione non dobbiamo dimenticare anche gli anziani che in casa di riposo non sono, perché 1/3 degli anziani non autosufficienti è in casa di riposo, 2/3 sono divisi tra badanti e quindi con tutti i problemi che questa situazione tra l'altro di lockdown comportano e gestiti dalle famiglie. E qui mi permetto di dire la chiusura dei centri diurni piuttosto che dell'assistenza domiciliare o la riduzione delle assistenze domiciliari crea situazioni veramente esplosive all'interno della famiglia. Una cosa, in questa emergenza credo che 2 categorie siano state dimenticate, quelle degli anziani e quelle dei bambini. Si continua a parlare giustamente della ripresa economica, della ripartenza. Anziani e bambini sembrano assolutamente dimenticati da questo panorama. Chiaro. Allora, torneremo dopo appunto su questi temi, ha già lanciato il là per alcuni approfondimenti, però adesso abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità ci colleghiamo però con Renato Bressan, che parliamo anche dell'attività del sindacato dei pensionati relativamente ai servizi sociali, insomma di quanto può essere utile ai cittadini, il cosiddetto welfare. Tra poco.